Benvenuti a Sombra de Sunuragi, stagione dessi stadi. La Sardegna è una terra antica, molto più di quanto non lo sia il resto della penisola italica. Pur appartenendo politicamente alla Repubblica Italiana, a livello geologico quella che oggi è un'isola, assieme alla cugina Corsica, faceva anticamente parte della penisola iberica, a cavallo tra gli attuali territori di Spagna e Francia. La deriva dei continenti dovuti alla tettonica a placche ha portato il massiccio sardo-corso, in epoche ormai remote, a distaccarsi dalla posizione originaria sino a raggiungere l'attuale polarizzazione nord-sud al centro del Mediterraneo. Per questo motivo le rocce sarde sono geologicamente molto differenti rispetto a quelle del resto d'Italia, rendendo l'isola un campo di studio estremamente interessante per geologi e speleologi che indagano sull'anzianità del terreno sul quale gli esseri umani hanno trovato dimora. Nelle diverse epoche le risorse minerarie sarde hanno attirato l'attenzione delle varie popolazioni e dominazioni che si sono succedute, contribuendo sino ad epoche recenti a sviluppare un tessuto economico volto all'estrazione dei materiali che giacciono nel ventre delle zone montuose. Gli antichi siti minerari, localizzati soprattutto nel sud-ovest della regione, sono stati utili alla formazione dei centri abitati che sorsero in maniera funzionale all'attività estrattiva. Già nell'epoca dell'invasione romana, in ragione della natura dell'isola, le miniere della Sardegna vennero utilizzate come sanzione da infliggere ai nemici politici o religiosi della città eterna. Dei primi mestieri in qualche modo moderni, perlomeno più di quanto lo fossero l'agricoltura e la pastorizia già presenti in epoca preistorica, l'attività mineraria fu il primo ad assumere una certa rilevanza sociale. La dura vita dei minatori permise comunque a territori impervi e scarsamente abitati in maniera stabile di divenire floridi villaggi che ancora oggi coltivano la memoria delle proprie origini. Le miniere venivano scavate con il duro lavoro di uomini e bambini che, attraverso l'utilizzo della propria forza fisica, permisero di sfruttare i preziosi giacimenti che si celavano all'interno di quelle rocce. A centinaia scendevano ogni giorno dentro quelle gole e non di rado non facevano ritorno a casa alla fine del proprio turno lavorativo, perdendo la vita in maniera tragica a causa di incendi accidentali, crolli rovinosi o soffocati dalla carenza di aria. Quelli che sopravvivevano sviluppavano una delle malattie professionali che maggiormente hanno interessato l'isola sino a qualche decennio fa, la silicosi. Questa era data dall'esposizione dei minatori all'inalazione di polveri che si sedimentavano nelle pareti polmonari, portando gravissimi problemi di salute che presto o tardi conducevano alla morte. Tuttavia, pur essendo quella del minatore una vita di estremo sacrificio e fatica, ha permesso un'alternativa al lavoro nei campi e della pastorizia. Oggi, con i nuovi standard qualitativi in termini di sicurezza sul lavoro, classifichiamo il lavoro in miniera come brutale e inumano, ignorando che, per quelle persone, vissute centinaia di anni prima di noi, fosse un modo per dare un futuro a se stessi e ai propri figli, i quali spesso ereditavano dal genitore il mestiere. Senza l'attività mineraria, molti comuni, oggi ancora territorialmente importanti, non sarebbero sorti. Molte di quelle comunità che ancora si sviluppano e contribuiscono a creare quella diversità che ancora oggi inorgoglisce il popolo sardo, non esisterebbero. Negli ultimi decenni, conclusa l'epoca mineraria, ci si è posti il problema della riconversione di quei territori che si sostentavano attraverso quell'attività. Alcune di queste miniere, sebbene ancora troppo poche rispetto al potenziale, sono state riconvertite a livello turistico. Attraverso le visite guidate organizzate da associazioni e cooperative viene alimentata la memoria della gloriosa stirpe dei minatori, lavoratori poveri che hanno contribuito alla grandezza della storia sarda, della quale, a pieno titolo, fanno parte. Sa Sardegna. Oh Sardegna, bella terra antica, poi giovane su e anziano su ses amica. In mese mari con mente perla d'oro, pensando a tui, batti forti su coro. Meta sfillo su, tenesi, oramai emigrauso, e potrà balla foras con tandauso, con dolori, a tott'anno tormentendi, s'allontananzia tua punti son frendi. Ma non perdinti si speranzia de torrai, poi te de tui atteso non fai da varrai. Rispetto, stima, amori s'arregodoso, torrant a portai es proprio loso. Su traballo a me da sesti mancao, poi te s'arriccus e merisi, ante s'arraus industrias, is aziendas e minieras, cando portanta e busciaca prenas.
pure su governo date marginata e per su sviluppo si è abbandonata, a sa miseria, sa poverezza e carestia, l'assento di sola, in grande maladia. Se sprena dessa natura profumata, ma in mezzo al logo su tanti devastata, cimento in ogni costa e incendio su, con i sanno su, troppo legge su si scempio su. Terra de soli, de mari e de nuragi, nei secoli su non stento mai vagi, appustisi su tempo su dessa preistoria a son frio, che non se conosci gloria, ma se troppo buona, pura e ospitali, andase innantisi con forza colossali, cicca de cambiare questo malo destino e in carrera un altro gioioso cammino, poiché se sforti, abili e tosto ruda, non t'arrendasa a parrai cittia e muda. Tempus e storia ad imparavo a tie, azia sa boci e sa regione in questa die. Movi d'indica la Sardinia estimata, ribella di, forza, non sei spacciata. E sempre ora, manca in ritardo, ti do consiglia d'un vero sardo. Mancai sia da sta terra nostra è sempre emozione in manna a me, da intendi chi sionai dessa Sardigna, intendi iscanto su de amori po cust'isola. Cust'isola che indifura da su cuore a tutti i sardosu e non sardosu. E secondo tu i poite di aici? Secondo me, chi nasciti o viviti in questa terra nostra, dintra da suo cuore questa bellezza che teniti in ogni currungon del loco. Teneo su mare più bello del suo mondo. S'aria buona anche si respira da sfrago de morrizzi, de murdego, de mirto, de olioni, de olia, de mendola e tanti altri ancora. Terra plena di storia preistorica sa nostra, unica in suo continente europeo, folclori e tradizioni secolari, bestiamini di primo qualità, natura di bellezza ispantosa. È ovvio che con tutto questo bene di Dio, come ti si fa di buono sardo a non si entrare in conca e a non si indifurare il suo coro? Tesi proprio a regione, seus dottus innamoraus de questa terra che teneus. Mancai cancuotta, d'intendeus meta de sardus, nendi che sa Sardigna est una terra paghedu scarronniata. Ma poita secondo tu sa Sardigna esti sempre stetti a terra de conquista dei strangius? E ti domando pure come ti si potete vai a fai cresci gusti sulla nostra? Bella domanda. Sa terra nostra ad sempre son frio de invasori, che anti appittigao sa Sardigna e i sardos, furendosi indi su granito, po fai strada e domo su altri locus, furendosi indi linna de castangia, po fai i ferrovie in continenti, furendo sempre con sa forza o tigu, trigu o bestiamini di primo qualità. O se rendi a rogo su manno su de terra, po fai medas a zona militari, anche tutto noso non potevo gosai e di più se varrai atteso, cosa che non succede in altre parti del suo continente. O fai cresci sulla nostra, io la toccai a ponere in conca che sa terra de Sardegna è uno tesoro umano e ognuno di noi deve donare una mano di aiuto o da rispettare e da fai cresci. Nosu sardos dove per fai, non altra gente. Viu che hai scritto un bello libro che si nada proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campitano, pubblicato da Sandi Editori in su 2019, e ci sei anche un bello dicio che grazie di bei con questa poesia. Dicio c'è da me da sapere questo tipo di poesia che si usa appena ligio puro, o sa Sardegna nostra, e ho dicho che di voi grazie bene può essere, non su sardos, non seuso de gudas partis. In questo dicio mi pare che si potesse cattare paghetto tutto su nosu sardos. Mancai deva patti tutti i genti del suo mondo si assimbilli in tu paghetto, però d'ogni cultura esti differente dai satrasa e sa gente sarda forse esti orgogliosa bruso de tutti i satrasa vostra si impari. Questo esti un modo denai, poi fai comprendi che nosu sardos seus differenti des continentali, o di altre nazioni che vivono fuori dessa terra nostra, dess'isola nostra. E questo poi seus ingiriaus de su mare, ad esempio seus solos con poco cosa de fai con questi strangios, a parte invasioni e distruzioni che tanti ottas con su tempo seus de più sopportare. E come ti narra su dicio, non seus de quelle parti, o l'inai che teneus una lingua nostra, una storia nostra, una cultura nostra, una tradizione nostra, che si porta da essi differenti di tutti gli altri.
E de gusto si depeus bantai. E de gusto depeus essi orgogliosos e pregiaus de su che teneus. E aggiungi de un di de peuso finza se fai una forza de questa cosa. Calli poi adesso la caratteristica de su popolo nostro che poteus agattai mi dicius. Vedessi gusto, de fueddus e fattus. Sei su gente pratica, mi pare di te comprendi. Questo trucche io dico commenti atrus, commenti medatrus, esti un pensamento promissas ammancadas a nosso sardus. Esti bella che stiamo ai beni e a prometti medas cosas. E questo lo fanti medas politicos sono pruso quando ci sono elezioni a ogni livello, sia da regionali che nazionali. Ma oramai noi siamo arrossios e scramentaus. Per questo so dico un'ara da non tocca da applicare in giro sa gente, poi ai sfuedos che si narranta o si promettinti, tocca da fare seguire de fattos e de cosas reales, de aggiudus ma vodiaderos. E noi sardos, che siamo stati meda votas a pettigaus, teniamo bisogno de meda fattos e forse per spago fuedos. Esti proprio di aici, sei su tutto de accordio a su questa cosa. Ma secondo me mancai de ne su spirito de popolo me da voti, sei su pure tutto diverso dentro de quest'isola e di aici. Ma con male che sono diverso. E infatti c'è sto dicio sardo che nada 100 conca 100 berritas. Baie ponesi di accordio tutto cantus. Questo dice voi, esti un modo de nai o de regionai. O le di nai che ognuno de noi tiene un modo de pensare, de gestionare o de traballare, che esti differenti e non si imbilla da su chi fai di meda tra gente. E su bello esti proprio gusto, che ognuno esti differenti de un altro. E questo per parte dessa vita. Nosso sardos, chi pure a vortas seus pallas a pari, a renesceus però a siamo in pari, posso bene dessa terra nostra, dessa Sardegna, e manco male aggiunge Deo. 100 conca e 100 berritas a chi tenita corus a genti, sa terra e sa limba sarda e sa Sardegna nostra. E con questo episodio su questa Sardegna è arrivato a capo di questa stagione pure. E dunque a noi si ringraziamo se voi ascoltato ancora una volta in questa stagione dei stati. Grazie a tutti su vostra pazienza che tento di ascoltare in tutta questa stagione. Si è fatto molto piacere e penso e spero che abbia fatto piacere a usare pure. Si saluto, a sentendo all'estero un saluto a tutti. Deo vollera!